Villa Sor, centro storico. Ci troviamo davanti all'ingresso del castello Siviller, dove in programma c'è un importante evento dedicato a Luigi Cocco in occasione del cinquantennale della sua morte. Luigi Cocco, oltre che giudice, è stato un profondo conoscitore delle tradizioni popolari. Forse il suo nome a qualcuno potrebbe dire poco, ma essere eloquente è la sua vastissima collezione, perché non si è limitato allo studio della storia e dell'arte locale, è andato ben oltre. Così, pezzo dopo pezzo, documento dopo documento, ha dato vita a una delle raccolte più ricche dell'arte popolare sarda. Una piccola parte è stata esposta per alcuni giorni nei locali del castello Siviller a Villa Sor. Quale sia il legame tra questa figura e il centro del Campidano è presto detto. Cocco è infatti originario del paese. E allora, quale migliore sede temporanea di una mostra dedicata proprio a lui, così come l'evento promosso dal Comune, non a caso in occasione delle giornate europee per il patrimonio gli scorsi 26 e 27 settembre. Passeggiare nei locali del primo piano del castello significa toccare con mano la fatica del collezionista, patrimonio appunto accessibile a tutti. Siamo insieme a una delle organizzatrici dell'evento. Come nasce quest'idea? Allora, l'idea nasce dalla proposta di una villa sorrese amante delle tradizioni popolari. Sia andato via per sempre da Villa Sor e trasferitosi a Cagliari, abbiamo testimonianza del fatto che il giudice Cocco avesse amici sorresi e li frequentasse anche, nonché gli amici di caccia e di circolo. Magistrato espertissimo, diventa prima sostituto procuratore e poi lavora appunto nelle procure generali. Va in pensione nel 1953, nel 1954 diventa appunto commendatore. Il giudice Cocco morirà a Cagliari il 25 aprile 1959. In vetrina molti documenti, oggetti appartenuti al giudice con il pallino dell'arte sarda. Abbiamo cercato di sintetizzare in questa mostra l'operato del giudice Cocco, che è abbastanza vasto, riproducendo documenti soprattutto che sono riportati poi nella biografia illustrata dalla dottoressa Podda e li abbiamo messi in mostra qua. Abbiamo riprodotto una piccola parte del suo studio, che sono tutti oggetti appartenuti al giudice. Questo era il suo scrittoio? Questo era il suo scrittoio, la sedia, il suo orologio, tutti oggetti di uso quotidiano. Vediamo lente di ingrandimento, dei manuali? Sì, quelle sono foto di alcuni tessuti, cioè praticamente delle affacciadas, di cui aveva più di 400 esemplari. Qui abbiamo esposto la sua toga col suo bastone armato e i codici che usava per la sua attività di giudice, di procuratore. E qui iniziamo con l'esposizione dei documenti. Qui riguardano la sua carriera, perché qui c'è la sua posizione in pensione. Quindi ricordiamo in breve quali sono le tappe principali della sua carriera. La sua carriera si svolge in varie parti della Sardegna, dove conosce poi le persone che poi l'aiuteranno a procurare i pezzi da lui tanto amati e ricercati. Si svolge a Lanusei, Ittiri, Iglesias, sino ad arrivare a Cagliari con la carica di procuratore. Dal 2001 il castello ospita anche la biblioteca comunale. Sì, dal 2001 la biblioteca è ubicata appunto in questi locali del castello al pian terreno e ospita circa 12.000 veramente documenti. Tra questi ci sono i libri, riviste e materiale multimediale. Nell'ala a destra è situata, la biblioteca è situata al pian terreno del castello, nell'ala a destra. Quindi è suddivisa in due ambienti principali. Sì, nell'ala a destra è sistemata, dove ci troviamo adesso in pratica, è sistemata la sezione adulti e poi trovano sistemazione i quotidiani e i periodici e le riviste. In più c'è anche una postazione per il prestito. Quindi i cittadini che vogliono fare la rassegna stampa quotidiana possono recarsi in questi locali? Sì, possono venire in biblioteca, infatti abbiamo diversi utenti che vengono in biblioteca a sfogliare il giornale, le riviste, i periodici vari. Nell'ala sinistra invece ha trovato sistemazione la sezione ragazzi, la sezione Sardegna e la mediateca.
Di recente apertura. Sì, la Mediateca è stata attivata quest'anno, è proprio recentissima l'apertura, è stata attivata a giugno del 2009 appunto. Era un servizio che era attesissimo dagli utenti ed infatti da giugno ad oggi ci sono già 150 iscritti e abbiamo circa 15-16 persone che accedono alla Mediateca tutti i giorni. Dal 2008 poi l'anno scorso la biblioteca ha aderito a un sistema bibliotecario, il sistema bibliotecario Bibliomedia, di cui fanno parte 7 biblioteche, la biblioteca del comune di Assemini, che è il comune capofila, e poi ci sono le biblioteche del comune di Decimomannu, di Siliqua, di Vallermosa, di Elmas, di Villasor e la biblioteca dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi. In cosa consiste questa rete e quali sono i vantaggi per gli utenti? Sì. Aderire a un sistema bibliotecario comporta numerosi vantaggi, soprattutto per il fatto che il patrimonio di ognuna delle biblioteche è interscambiabile. Una rete ben organizzata, dunque, la possibilità anche per i più piccoli di scoprire il mondo dell'informatica, sempre sotto l'occhio vigile degli operatori. Facciamo invece una panoramica ora sulle sezioni, soprattutto la sezione Sardegna. Ha qualche particolarità? La sezione Sardegna, noi come Biblioteca di Villasor abbiamo privilegiato, ogni biblioteca del sistema ha una sua sezione particolare. Noi quando abbiamo aderito al sistema avevamo già questa sezione Sardegna che era abbastanza ricca, gli abbiamo già dato un'importanza a noi già iniziale e quindi abbiamo continuato a incrementare appunto questo settore e la nostra biblioteca è quella che acquista maggiori volumi che appunto riguardano la storia, non solo la storia, narrativa, abbiamo praticamente quasi tutti i libri di narrativa degli autori sardi e quindi diciamo che è abbastanza ricca. Poi abbiamo anche una sezione che è specifica per gli autori locali. Tutti gli autori locali sono sistemati in una vetrinetta apposita e abbiamo riservato un piccolo spazio per loro. Dopo la fine del feudalesimo il castello Venne riutilizzato da diversi proprietari di Villasor. Inizialmente da Paolo Cossu, che era un ceraio, che lo utilizzò come rimessa di cere. Successivamente da un altro proprietario di Villasor, il cosiddetto Cello Abis, Cesare Abis, che lo utilizzò come una rimessa di granaglie, sino ad arrivare al 1991 quando il comune lo acquisisce al suo patrimonio comunale e dà inizio alle opere di restauro. Quindi oggi è di proprietà del comune. Oggi è di proprietà del comune, le opere di restauro sono terminate dopo il 2000. L'ultima parte restaurata sono gli annessi rustici che ancora sono in fase comunque di ristrutturazione, è quasi terminata e adesso è il centro dove insomma si svolgono la maggior parte delle attività, è il centro delle attività culturali di Villasor.